spaventati i tagli alla cultura da parte della Regione. Anche lo sport, anche ho letto oggi tutti tagliano, tagliano anche noi. 50.000 euro a fronte di 360 il mio sindaco, signor assessore, colleghi consiglieri, dato per scontato il valore inestimabile e insostituibile della cultura nella vita democratica di un paese, di una regione, di una città, e che la cultura è indispensabile. Nella cultura sta il futuro di un paese e senza cultura si perdono senso di appartenenza, coscienza critica e capacità di sviluppo autonomo. Durante una riunione di confronto da lui stesso provocata con gli operatori culturali regionali, l'assessore Deana mi hanno notiziati, dati alla mano, dei tagli alla cultura che la Giunta regionale del Friuli-Venezia ha programmato per l'anno 2013, e cioè che si passa da 39 milioni 200.000 del 2012, i soldi che vengono dati alla cultura della regione rappresentavano lo 0,7% della spesa complessiva, ai 12,5 milioni, cioè lo 0,2% del prossimo anno, con tagli superiori al 68%, e che l'assessore stesso ha quantificato del 50% i tagli agli enti primari, cioè quelli che garantiscono direttamente i posti di lavoro, che, altra dichiarazione di Deana, gran parte delle associazioni minori e quelle del volontariato non recepiranno contributi e che, infine, difficilmente arriveranno aiuti dal turismo con l'avanzo primario prima di un residuo certificato. Sapendo che le attività culturali programmate e finanziate dall'amministrazione comunale di Tolmezzo con contributi regionali sono tantissimi: stagioni teatrali, scuole di teatro, palio studentesco, leggi montagna, piccoli parchi, teatro e scuola, coro Tito Coppetti, cani armonia, concerto di fine anno, mostra di Palazzo Fresacco e di Leggio, Università della Terza Età, Tolmezzo tra Cani e Friuli, 100 anni di Ponte Arroni, Cani al 700, Guglielmo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte importanti e che sono state frequentate in controtendenza con il resto del paese da migliaia di persone, come pubblico affezionato che negli anni è stato coltivato da quelle iniziative nate soprattutto fuori dalle istituzioni e che per queste scelte della giunta regionale sono condannate a sparire o, se va bene, saranno ridimensionate in maniera drastica. Considerato che l'allocazione delle risorse è frutto di una precisa scelta politica, le chiedo se come amministratore di Tolmezzo della Carnia abbia intrapreso e intende intraprendere azioni significative, e spero, investendo tutto il Consiglio Comunale, che inducano la Giunta regionale a rivedere i tagli alla cultura programmati, dando l'importanza dovuta alle nostre manifestazioni e al riconoscimento della capacità dei nostri amministratori ed appassionati di arte, artigianato, storia locale, musica, ritornello e carnica, affinché queste manifestazioni non vengano annullate per meri calcoli economici miopi. Non possiamo più permetterci di commettere errori rispetto al nostro futuro. La cultura è la nostra cultura e noi non vogliamo per nessun motivo privarcene. Vogliamo vedere Tolmezzo, la Carnia, ricca di idee, ma per riuscirci non basta sperare ad agire per referenzialità, bisogna proclamare nei metodi riconosciuti dall'amministrazione comunale che le scelte vanno cambiate. Grazie consigliere Renis, assessore Gubisutti, vuole rispondere? Grazie signor Sindaco, signor Consiglieri. Allora, io innanzitutto volevo ringraziare il consigliere Renis sia per i toni della sua mozione, ma anche per come è arrivato a questa mozione, perché credo che il metodo che lui ha utilizzato sia un metodo che dovrebbe essere un po' adottato da tutti, perché soprattutto ha dimostrato rispetto per chi lavora, sia da parte degli amministratori ma
parte della struttura in un settore come quello culturale variegato e complesso. Ecco, io devo dire che dopo gli annunciati tagli lineari alla cultura, al 65%, la situazione per qualcuno si è profilata difficile, per altri catastrofica. In questi giorni sono scesi in campo tutte le realtà che da anni lavorano nel settore e per un taglio del 50% vedranno a rischio il proprio futuro. Qui vorrei dire anche, poco si è parlato anche sui giornali, di tutto quel settore del volontariato, ma anche al di fuori, accennava anche Rainis, tutto quel settore al di fuori delle istituzioni che con competenza, professionalità sta lavorando da anni e ha fatto crescere non poco la cultura su questo territorio. Ecco, questi sono a rischio veramente di abbandono, perché io credo che persone che lo fanno gratuitamente, vedersi trattare in questo modo, credo che perderanno ogni incentivo e ogni desiderio di andare avanti, e questo è assolutamente preoccupante. Dicevo che non possiamo non condividere le analisi e le preoccupazioni apparse sui giornali, così come non si può non ricordare che investire sulla cultura è una scelta strategica, non solo per la cultura in sé, ma è un patrimonio di conoscenze e saperi che va custodito, alimentato e amato, ma è anche uno sviluppo economico del territorio. La produzione di cultura dà lavoro e dà ricchezza. In un momento difficile come questo, certamente la distribuzione delle risorse va rivista, ma non credo che la formula dei tagli lineari sia la soluzione, e credo piuttosto che creerà più problemi che quelli che andrà a risolvere. Forse però questa è l'occasione per fare un'analisi seria e corretta su come si è operato fino ad ora, con elargizioni spesso dettate più da pressioni e convenienze, piuttosto che da criteri di qualità e professionalità. Sarà necessario fare chiarezza sui criteri che dovranno essere adattati e poi applicati con rigore e trasparenza. E è la migliore risposta in questi momenti di crisi economica. In questo modo anche quegli enti che si occupano di organizzazione e promozione di cultura saranno costretti a rivedere le proprie impostazioni e progettazioni. Tra l'altro in questi giorni io ho avuto modo di ascoltare e di vedere alcune realtà come Pordenone Legge, e mi ha fatto piacere ascoltare quello che loro hanno proposto, perché si stanno anche preoccupando e stanno anche vedendo soluzioni diverse. Proprio Pordenone Legge ha focalizzato il problema che, a mio modo di vedere, è fondamentale, che è quello di una cultura dove viene coinvolto il pubblico e il privato. Loro hanno pensato a una fondazione e credo che questa sarà la strada che loro percorreranno. Questo mi fa piacere, perché tra l'altro è un argomento che avevamo trattato già 10 anni fa, dove io sostenevo che la cultura non deve farla il comune, ma sarebbe importante appunto che nascesse una fondazione sul territorio laddove il pubblico e il privato in qualche modo si occupasse della cultura d'insieme. Ecco, so che dirlo oggi non è facile, chi oggi può mettere delle risorse, però io credo che la Regione e lo Stato potrebbe mettere in campo soluzioni anche sul campo fiscale per incentivare il privato a lavorare e proporre qualche cosa sulla cultura. Ma oggi, per esempio, il Teatro Verdi di Trieste il nuovo direttore ha fatto una dichiarazione assolutamente importante, ha rivoluzionato completamente la progettazione di quello che sarà il Teatro Verdi. Voi sapete che è a rischio chiusura, un teatro storico, un teatro importante. Ecco, ha messo in campo alcune soluzioni che secondo me sono assolutamente importanti. Chiaro che è una realtà diversa rispetto a noi, però sono suggerimenti, sono atteggiamenti, sono modi di comportamento che vanno, secondo me, guardati, soppesanti e valutati. Quindi vi dicevo che è importante quello che
e quello che stanno facendo fuori. Cosa possiamo fare noi? Cosa può fare il Comune di Tolmezzo? Rainis, e io lo ringrazio per questo, ho fatto una serie di elenchi di cose che Tolmezzo sta facendo. Ci sono alcune oramai storiche, come la stagione di prosa, Carne Armonie, Palazzo Pisacco, e questo però ci ha messo nelle condizioni anche di rivedere un po' sia Carne Armonie, sia la stagione di prosa, sia Palazzo Pisacco, nel senso che se è vero che arriveranno dei tagli dovremo rivedere anche la progettazione, la programmazione di questi eventi. Faccio l'esempio di Carne Armonie. Oggi Carne Armonie è strutturata su 37 concerti. A mio modo di vedere sono troppi, 3 concerti in una settimana diventa anche un problema per chi li vuole seguire. Quindi stiamo riflettendo su Carne Armonie, sul fare meno concerti, farli di maggiore qualità e strutturati in maniera diversa. Per quanto riguarda la stagione di prosa, concedetemi 2 parole perché quest'anno è stato un altro anno importante. Dal 2009-2010, quando abbiamo iniziato con 205 abbonamenti, siamo arrivati a 380 abbonamenti. Certo, abbiamo fatto anche delle analisi molto approfondite per vedere quali sono gli abbonati, quali sono gli affezionati degli abbonamenti, e abbiamo visto che c'è uno zoccolo molto forte, molto duro per quanto riguarda la stagione teatrale, ma così come abbiamo visto che si sono avvicinati molti giovani che dai 30 ai 40 anni, una fascia che era un po' scomparsa, sono ritornati e a nostro giudizio assolutamente importante, e questo vuol dire un proseguo negli anni. Ecco, questo però che cosa ha comportato? Ha comportato un lavoro di promozione, di comunicazione non indifferente, quindi un lavoro da parte della struttura importante, quindi anche risorse economiche. È stato possibile fare alcuni eventi perché sono legati a istituti regionali. La Fondazione Bon per quanto riguarda Carne Armonie, l'ERT per quanto riguarda teatro scuola, i piccoli parchi ed altro. Queste istituzioni, a quanto pare, avranno un taglio del 50%. Che cosa farà il Comune di Tolmezzo? Noi nella programmazione del prossimo anno abbiamo previsto più o meno le stesse cifre dell'anno precedente. È un punto di domanda, ma nei riguardi della Regione, su una scelta scellerata come questa, cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato anche oggi in modo particolare, aderendo al movimento 1%. Diceva giustamente Rainis, siamo passati da un investimento sul bilancio regionale dello 0,8% ad uno 0,2%. Questi dati già ci dicono dove andiamo. Però da incontri che ci sono stati con l'assessore, con il Presidente della Regione, mi pare che qualche soluzione si sia trovata. Chiaramente i 35 milioni di euro non arriveranno, però si è proposto perlomeno di aggiungere un 10 milioni di euro ai 12 e 5 previsti. Quindi io credo che questa perlomeno dovrebbe essere la strada. Noi aderiamo a questo movimento, domani c'è questa grande manifestazione a Udine e il Comune di Tolmezzo sarà assolutamente presente. Ecco, io un'altra cosa vorrei dire, perché qui abbiamo anche il commissario della comunità montana. Ci sono degli eventi che sono sovracomunali, che necessariamente passeranno all'Unione dei Comuni. Ecco, io direi che sarebbe importante, io propongo al commissario, perché fa il Comune di Tolmezzo, ma importante sarà fare massa critica e che sia tutto il territorio, un appello di tutti i comuni della Calabria alla giunta regionale
fare presente dove potrebbero portare questi tagli in un territorio montano e in un territorio come il nostro. Ecco, quindi io mi impegnerò, commissario, a stilare questo documento insieme agli altri comuni e poi noi siamo stati bravi quest'anno perché sapendo che sarebbe stato un anno difficile abbiamo accantonato qualche cosa, Ragni. Quindi soprattutto per quanto riguarda Palazzo Frisacco alcune mostre le faremo senz'altro, ma il problema non è questo, il problema è quello che dicevo a monte, riflettere anche noi se vale la pena continuare, anche perché abbiamo fatto degli investimenti importanti su Palazzo Frisacco, continuare a fare delle piccole mostre che portano un numero, a mio modo di vedere, non importante di visitatori e anche solo magari le persone vicine agli artisti, o se invece immaginare 1-2 mostre all'anno, ma di grande spessore, magari in collaborazione con chi già sul territorio è strutturato e sta facendo delle cose assolutamente interessanti e per fare in modo che anche Palazzo Frisacco diventi un po' quello che è stato quest'estate con la mostra Gian Francesco da Tornetto. Ecco, io avrei tante altre cose da dire, ma mi fermo qui, insomma, credo e mi prendo anche questo merito, me lo prendo perché il Comune di Tornetto in questi anni ha cercato di promuovere la cultura non soltanto a Tornetto ma in una visione complessiva. Faccio l'esempio di Carnia 700 che per qualcuno è stato motivo anche di ironia. Carnia 700 sta invece programmando delle cose assolutamente importanti. Vi annuncio che presto ci sarà una mostra sulla fabbrica Lamborghini, quindi la mitica fabbrica degli sci del Novecento qui a Tornetto, una fabbrica conosciuta a tutto il mondo, uno sci conosciuto a tutto il mondo, ma questo ci permette anche di promuovere tutta la storia dello sci in Carnia, con poi la possibilità di portare questa mostra in mostra permanente a Raspeto. Quindi è qualcosa che investe il nostro territorio. Ci sarà poi un altro momento importante sul mobile del Settecento, dove sono coinvolti sia dalla forestale ai musei, al museo di Farvaru, piuttosto che altri, i boschi carnici e tutti gli artigiani della Carnia per presentare un po' e raccontare un po' questo grande patrimonio che è stato appunto quello dei mobili e dei mobilieri di questo territorio. Ecco, ci tenevo a dirlo perché questo comunque sarà qualche cosa in più che noi presenteremo alla Regione per far vedere comunque che anche questo territorio fa cose di qualità. Se i criteri saranno quelli della qualità, insomma io credo che qualche cosa anche da noi arriverà. Grazie. Grazie Assessore, Consiglio Stenis. Sì, sono soddisfatto perché le due cose che avevo chiesto, una era implicita la partecipazione domani alla manifestazione e soprattutto stilare un documento che sia un ordine del giorno, magari condiviso da tutti i comuni, così un documento firmato dalla comunità stessa che vada nel senso di cui abbiamo discusso stasera, spero condiviso da tutti gli altri consiglieri, sono soddisfatto per questo.